e benvenuti a questa nuova edizione di Ride for Isle. Un benvenuto agli amici giornalisti e anche non giornalisti, ma soprattutto diamo un caloroso benvenuto al nostro ospite d'eccezione che non ha bisogno di presentazioni. Insomma, un bel applauso per Ron. Allora, siccome immagino che siano un po' tutti curiosi di sapere un po' come mai la tua presenza, io parto subito diretta con le domande e ti chiedo come mai allora Ron Avazzola. Guarda, noi non siamo mai al corrente di quello che succede, se non quando un concerto viene poi messo in pista, nel senso dall'organizzazione del paese, della città, insomma, dal luogo a tutto quanto, insomma, per cui io eseguo anche degli ordini, voglio dire, poi scopro in certe città di trovarmi molto bene e anche meglio di altre, però ecco, non sono mai a decidere io dove andare. E appunto, come dicevamo anche prima, questa sera c'è un connubio, no, tra musica e ricerca, quindi com'è nata la partecipazione a Ride for Isle e che significato ha? Ma io credo che sia importante ormai esserci, mi sembra stupido che noi che facciamo questo lavoro, ma non solamente noi cantanti, ma anche persone dello spettacolo, attori, insomma persone note, famose, che possano portare veramente attenzione, luce a tanti problemi. Io stesso, voglio dire, proprio perché un mio amico, mio migliore amico si è ammalato di SLA, per cui mi sono trovato ingabbiato in una tela terribile, perché mi sono reso conto di cosa fosse questa malattia e non mi sarei mai reso conto veramente di cosa fosse stata se non fossi stato dentro a questo gioco terribile. Per cui credo che noi dobbiamo ridare qualcosa, noi che abbiamo fatto questo lavoro, lo stiamo facendo ancora, dobbiamo ridare alla gente tutto quello che la gente ci ha dato l'affetto, ci ha dato il tempo, la sopportazione, perché insomma a volte siamo in televisione, non se ne può più, a volte no. Per cui è giusto che cominciamo a ridare agli altri quello che gli altri hanno dato a noi. E questa sera c'è una tappa di quello che è il tuo tour dal nome Lucio, quindi Lucio Dalla, un altro mito della musica italiana. Ci puoi un po' raccontare come è venuto l'incontro e cosa ti ricordi appunto di Lucio e cosa rappresenta per te questo tour? Ma insomma Lucio è stata la persona sicuramente che ho conosciuto il primo giorno che ho avuto l'occasione di entrare a poter fare questo lavoro professionalmente. Fui chiamato da una casa discografica perché facevo i concorsi per voci nuove, fui chiamato da questa grossa casa discografica che era anche la casa discografica di Lucio. Per cui mi chiamarono perché c'era un Sanremo di mezzo, per cui la mia voce piaceva, per cui venni chiamato a Roma, a questa RCA. E mi hanno detto che c'era questo cantautore che voleva farmi sentire una canzone che avrei dovuto cantare. E questo cantautore era Lucio. Per cui l'ho conosciuto lì, è arrivato tutto ingessato, perché avevo avuto un incidente sul raccordo stradale di Roma per venire a farmi sentire questa canzone. Era massacrato, aveva fuori solamente un po' di barba e gli occhialini tondi. E mi fece molto ridere subito perché mi disse quattro battute veramente mi fecero morire da ridere e da lì insomma cominciò la mia carriera, perché poi anche se non andai a Sanremo con la sua canzone, perché la canzone non è stata accettata al festival, andai a Sanremo con un'altra canzone, però Lucio Dalla insieme a Sergio Bardotti, che era un grande autore di canzoni, cominciarono a produrre i miei dischi, per cui da lì ci fu un cammino
proprio fatto insieme per tanti anni. Sono Elena Lucerna per Radio Base Popolare Network. Allora, secondo lei, Ron, quali sono state le caratteristiche peculiari del carattere di Lucio Dalla? E secondo lei ci sono delle caratteristiche che diciamo, sono rimaste sconosciute al grande pubblico o anche nell'arte di Lucio non sono diciamo trasparite più di tanto? Ecco, questa è una domanda. Questa sua apertura caratteriale lo ha portato veramente ad essere amato dalla gente, non c'è niente da fare. Cioè, mi ricordo che quando camminavo con lui per strada, cioè, la gente gli saltava addosso, ma non perché fosse bello, perché non lo era, poverino. Cioè, però era talmente simpatico, cioè ispirava simpatia, ecco, questa era una peculiarità importante. E questo nel nostro lavoro, nel lavoro in generale, che ti mette al centro dell'attenzione, essere simpatici, far trasparire un'empatia è importantissimo, e Lucio ce l'aveva fortissima, questa empatia, e che ha portato veramente anche me anche a cambiare, perché io, a differenza sua, ero un ragazzo di 16 anni e arrivavo da un paesello che era Garlasco, per cui ero timido, e Lucio pensò bene intanto di cominciare a farmi dire parolacce. Disse: di stronzo. Io: ma no, dicevo, no, i miei non mi hanno insegnato a dire parolacce. Ho detto: di stronzo, ma davanti così a una platea anche molto folta, e per cui io ero imbarazzatissimo. Però ecco, cominciai ad aprirmi anche, no? Con questo modo di fare. Per cui Lucio era una persona che Lucio era una persona che era felice di vedere le altre persone realizzate felici. Non era una persona invidiosa del successo degli altri. Lucio era felice perché quando gli altri avevano successo lui era contento perché diceva: vedi che ce l'ha fatta, porca miseria, ha fatto fatica però ce l'ha fatta. E questa cosa non è di molti nel nostro lavoro, non è di molti. Ecco, Lucio aveva questa cosa meravigliosa, è una cosa, ecco, davvero di pochi, e per cui l'ha fatto sempre essere una persona unica, diversa dagli altri cantautori, ma non che gli altri cantautori non fossero generosi, assolutamente, però ecco, il suo essere lo ha portato poi a diventare quello diverso dagli altri, insomma, quello che faceva questo lavoro ma non lo faceva per i soldi, non l'ha mai fatto per i soldi. Traslando il discorso che lei faceva in riferimento al suo rapporto con Lucio quando lei era molto giovane, si può riportare in un certo senso anche relativamente al pubblico, quindi i concerti possono avere una funzione quasi didattica in un certo senso, soprattutto verso il pubblico più giovane? I nostri giovani non conoscono purtroppo queste grandi montagne che sono Lucio, un esempio, come Lucio Battisti, come Pino Daniele, come tanti altri, insomma Califano, Mango, insomma persone che se ne sono andate e hanno lasciato tantissimo, però i nostri giovani sono veramente poco desiderosi probabilmente di conoscere quello che è stata la storia di questo paese. E questo fa pensare che probabilmente bisognerebbe decidere che alcuni di questi fossero addirittura studiati a scuola, perché hanno scritto delle cose immense. Una canzone, prendo Lucio adesso come esempio, perché è lui che stiamo trattando anche questa sera, tutto sarà dedicato a lui. Un testo come Futura, una canzone come Profondo al mare, eccetera, non è così lontana da Leopardi, non voglio esagerare, ma sono delle cose uniche.
e così come alcuni testi di Pino Daniele, come De André. Insomma, questa cosa dovremmo pensarci bene, perché i nostri giovani non devono assolutamente arrivare a non sapere chi è Dalla, chi è De André, chi è. Dovrebbero essere obbligati a studiarli a scuola. Allora, a questo punto io chiamerei qua al nostro fianco il sindaco di Vazzola, Piera Cescon, per 2 parole. È un onore per noi averla. Il nostro è un piccolo comune, quindi... Ma anche dove abito io è un piccolo comune. Ecco, 7.000. E io 9.000. Quindi siamo lì, ecco. E è una grande gioia perché io l'ho sempre seguita. Ecco, fino dagli esordi, e poi Lucio Dalla sicuramente è un poeta, quindi condivido quello che lei ha appena detto. Ecco, quindi sono testi che entrati nel nostro cuore. La gratitudine nei suoi confronti per il concerto di questa sera è doppia, non solo perché ci dà la possibilità di avere un evento culturale di grande rilievo, ma anche perché unisce la solidarietà data da una persona che sarà di esempio per altri, perché l'esempio è tanto più importante quanto più anche la persona è in grado di divulgare questo comportamento. Quindi veramente grazie di cuore da parte di tutta la nostra comunità per questa partecipazione a Ride for Rail. Ecco, stiamo portando avanti con l'associazione questo bellissimo progetto. Sappiamo che ci sono molte persone che hanno bisogno purtroppo di terapie, di ricerca, quindi l'aiuto di tutti è importantissimo. Il concerto si svolge nella piazza Vittorio Emanuele di fronte al nostro municipio, che è Palazzo Tiepolo, ecco, una villa dell'inizio del 1700, ecco, e spero che possa ricordare Vazzola e possibilmente anche ritornare. Quindi sarà sempre benvenuto. Ringraziamo il sindaco Piera Cescon e adesso chiamiamo Paolo Cescon, organizzatore di Ride for Rail. Buonasera. Allora, non volevo dire niente perché è già gratificante vedere tutti voi qui presenti, Ron, che ringrazio personalmente per aver accettato in tempo zero la nostra proposta tramite Luca Archetti e tutto lo staff che abbiamo lavorato, perché si è formata una squadra grandissima, quasi 100 persone, associazioni, Sport for Fun, il comune, il patrocinio del comune che è stato importantissimo e tanta gente che si è aggiunta in questo percorso, e abbiamo veramente interagito con un artista che ha dato massima disponibilità, ci ha mandato un videomessaggio al nostro evento del 31 maggio e ha accettato di venire, come detto, in questo piccolo comune, ma abbiamo dato anima e cuore per rendere una serata magica, perché quando io ho ascoltato quella canzone, Almeno Pensami, abbiamo praticamente combinato con Luca Archetti, e grazie anche ad Alvise che ringrazio personalmente, abbiamo agganciato Ron e dopo 10 giorni praticamente il tutto era chiuso, senza tante, e questa per noi è stata una grande soddisfazione. Poi io vorrei chiamare qui il vicepresidente dell'AI, che è qui questa sera, qui presente con noi, che lo vorrei invitare qui così si presenta, perché... Grazie anche al patrocinio anche grazie al patrocinio dell'AIL, associazione che si occupa appunto della ricerca contro le leucemie, linfomi e mielomi, ci ha dato il patrocinio per fare questo evento insieme a tutti gli altri enti che hanno collaborato con noi. E io gli darei la parola perché quello che stiamo facendo è per dare tutto quello che noi abbiamo nel nostro cuore a chi ha la sfortuna di inciampare nella vita, ma che poi
ha la fortuna di rialzarsi e vedere una vita ancora più bella di quella di prima. E grazie ancora a tutti e darei la parola al nostro vicepresidente che dirà lui. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità che ci date per parlare di questa malattia e dell'associazione. Beh, innanzitutto vorrei dare un dato, ma non vorrei rovinare la serata, ma solo per prendere coscienza di qual è la realtà. Il 25% di tutti i tumori dei bambini è la leucemia. Questo è il dato brutto. Però il 90% della forma in linfoide e il 65% della forma mieloide guarisce. E questo è il dato positivo. Allora cosa fa l'AIL? Voi sapete che l'AIL raccoglie i fondi che la generosità della nostra cittadinanza garantisce in vari modi. Poi c'è questo evento del Vulcanico Paolo che sta creando una sinergia impressionante fra una marea di soggetti, quindi con l'arte, con le aziende, con le istituzioni, con le associazioni, con i volontari. Quindi queste forme non solo raccolgono fondi, guardate che raccogliere i fondi non è difficile, ma credo che sia importante lavorare e operare sulla cultura della solidarietà, e nel Veneto la solidarietà è veramente molto presente e molto sentita. Allora cosa fa l'AIL? L'AIL opera prevalentemente con i fondi che raccoglie, e voi sapete che l'AIL opera sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, per cui questa per noi è una grossa responsabilità sul piano della gestione di queste risorse, quindi la trasparenza e la legalità sono alla base del nostro funzionamento. 3 aree prevalentemente: l'area dell'assistenza e della cura, quindi garantire a questi bambini, a queste persone che sono affette da questa malattia le migliori cure possibili, pagare i farmaci costosi se non hanno la possibilità di averli, garantire l'assistenza in ospedale migliore possibile, nell'oncoematologia pediatrica garantire la scuola, garantire la pet therapy, garantire le coccole pelose, garantire tutto quello che può dare a questi bambini una parvenza almeno di vita il più possibile migliore. La ricerca, prima Ron ha parlato della sua, e lo ringrazio per la sensibilità della ricerca, dell'importanza della ricerca. Prevalentemente ci sono 2 università nel nostro territorio che operano nella ricerca, Padova e Verona. Stiamo sostenendo con forza progetti di ricerca, la professoressa Conconi a Padova, il professor Basso, progetti che diano gambe alla ricerca, perché la ricerca potrà forse debellare questa malattia. E poi lavoriamo nella domiciliarietà, le cure a domicilio, medici, infermieri, psicologi garantiscono le cure a domicilio soprattutto nella parte più brutta della malattia. Borse di studio per i medici, ecco, non sto qui a dire elencare, ma insomma cerchiamo di garantire il più possibile assistenza, ricerca e cure migliori per queste persone, garantendo anche la possibilità di essere coccolati nei reparti, ma anche per esempio di poter usufruire di periodi di soggiorno. Abbiamo una casa a Lamosano che garantisce alle famiglie periodi anche di permanenza, così un momento di svago. Quindi grazie a Ron per la sensibilità, grazie a Paolo Cescon per questa Ride for Life che sta cercando di smuovere il mondo, e grazie a tutte le persone che con la loro generosità sostengono la nostra associazione. Grazie a tutti. Beh, allora io adesso cercherò di essere più possibile preparato per stasera. No, voi non sapete quanto è bello fare questo concerto. Non so perché, non so dirlo. Quando Baglioni mi ha telefonato per dirmi guarda c'è una canzone inedita di Lucio che è stata trovata dagli eredi, questa cosa mi ha fatto rimanere così, perché non mai avrei immaginato che ci fosse una canzone nuova di Lucio. E quando Baglioni mi ha detto perché non vieni a cantarla a Sanremo, io immediatamente ho detto, non è che non mi fidi di Lucio, però ho detto fammela sentire, anche perché voglio dire
non è che tutto quello che ha fatto Lucio o qualsiasi altra persona è perfetta per te, insomma ognuno poi ha un suo mondo, è giusto che canti quello che ha. E quando mi è arrivata questa canzone, come l'ha fatta Lucio, cioè c'era un provino proprio registrato da lui con un piccolo arrangiamento di musica eccetera, era molto diverso da come l'avete poi sentito a Sanremo, molto diverso. E io ho detto, beh, così non posso farla. E poi durante la notte sono stato lì a suonarla al pianoforte e l'ho fatta a mio modo, poi come è venuta l'avete sentita a Sanremo. Quella sera è successo qualcosa di magico. Mentre cantavo mi sono reso conto che stava accadendo una cosa molto bella, una cosa emozionante, davvero emozionante. Cioè che quello che stavo dicendo, quello che stavo cantando, era qualcosa che arrivava al di là della telecamera davvero. Certo, sapevo che c'erano milioni di persone che stavano vedendo Sanremo, ma non tutti sono attenti, no? Mi sono reso conto invece lì, mentre la facevo, che c'era questa attenzione. Il giorno dopo mi sono reso conto che è stato davvero così. Poi non importa se uno arriva quarto, quinto, sesto, settimo, voglio dire, sono arrivato anche penultimo una volta, per cui non è quello il problema. Ma il problema, che non è un problema, la cosa meravigliosa è essere sicuri che qualcosa che hai fatto è arrivato dentro al cuore della gente. Questa cosa mi ha portato poi a decidere di fare questo concerto e addirittura a cantare Lucio, cosa che non avrei mai pensato in vita mia, ma non perché non avessi voluto cantare Lucio, ma perché non mi era venuto in mente di poter cantare, fare un concerto dedicato tutto a Lucio. Però quella canzone, almeno pensa, mi ha fatto partire un messaggio importante dentro di me, e per cui ogni sera che canto e faccio questo concerto la mia emozione è grande e il mio divertimento pure, per cui è come se volassi, ecco, questo volevo dirvi, per cui spero di volare bene anche stasera, ma sarà sicuramente così. Fossi un piccione che dai tetti vola giù fino al suo cuore, almeno fossi in quel bicchiere e quando beve andrei giù fino al suo piede. Fossi morto tornerei per rivederla ogni mattina quando esce, avessi il mare in una mano, ce ne andremo via fino al punto più lontano. Almeno penso, senza pensarci penso, se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi, se è troppo buio chiama, prendi il telefono, parla, io e la notte siamo qua. Come si fa a tenere un cuore se ho le mani sempre sporche di carbone? Sono già passati 1000 anni, tanto è il tempo che ti guardo e non mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi, so sempre dove sei. Sempre più lontano, ho dentro a questa goccia che mi è caduta sulla mano. Almeno pensa, senza pensarci penso, se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi, se è troppo buio chiama,
anche senza mani scrivimi, se è troppo buio chiama, prendi il telefono, parla, che la notte siamo qua. Se è troppo buio sveglia, se stai dormendo solo, se mi sogni io sono lì, dentro di te. Sempre più lontano, ho dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.